Benvenuti a Pontelongo, piccolo comune del Padovano caratterizzato dalla presenza quasi centenaria di uno zuccherificio che ha tracciato la storia e segnato il futuro di questa comunità. Per questo l'amministrazione comunale ha pensato e realizzato un progetto che valorizzasse questo prodotto essenziale, al punto da arrivare a dichiarare che Pontelongo è paese dello zucchero. È importante comprendere cosa significa per questo territorio, per gli agricoltori, i lavoratori, le imprese dell'indotto e della filiera, una presenza come questa e l'enorme potenzialità che essa rappresenta. Lo scopo di questo video è quello di far conoscere alcuni aspetti del tessuto storico, sociale ed economico di questo paese, che hanno avuto ed hanno tuttora un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'economia locale. Siamo a 25 km di distanza da Padova, al centro di un triangolo composto da Padova, Chioggia, Adria, a 7 km da un luogo abbastanza abitato che si chiama Pieve di Sacco. Piccola comunità, ma storia piuttosto interessante e molto ricca nel tempo. 95 anni fa, più o meno, nel 1910 per la precisione, scendeva da queste parti una grande astronave che si chiama lo zuccherificio di Pontelongo. Possibile per due condizioni concomitanti: da una parte le grandi proprietà terriere, soprattutto dei Dazzara e dei Melzi d'Eril, che garantivano la coltivazione della barbabietola, e dall'altra un fiume, e come tutti i fiumi canale e strumento di comunicazione straordinario di trasporto delle merci. Meglio, non soltanto per il trasporto, l'acqua era fondamentale ed è fondamentale per la lavorazione della barbabietola all'interno dello zuccherificio. Un gruppo di industriali belgi nel mese di dicembre del 1908 costituiscono una società denominata Société Anonyme Sucrerie et Raffinerie de Pontelongo per costruire un nuovo stabilimento in Italia e decidono di costruirlo a Pontelongo. I belgi portano i capitali, le loro tecnologie e le loro esperienze maturate in 70 anni di lavoro nella industria saccarifera. La costruzione dello stabilimento di Pontelongo è favorita dalla presenza di capitali padovani e dall'azione concomitante dei due sindaci lungimiranti, direi, di Pontelongo e di Corezzola, che hanno lavorato per favorire la produzione della barbabietola. Con la nascita e l'avvio dell'attività dello zuccherificio cambia l'intera economia, cambia l'agricoltura, ma vi è una nuova domanda anche in altri settori, cambiano i trasporti, vi sono nuove professioni, nuovi lavori, giungono ingegneri, giungono contabili, giungono impiegati amministrativi che prima non si conoscevano. Cambia anche la società, perché si esprimono nuove domande, vi sono nuove esigenze e nuovi consumi. Pontelongo conosce un'espansione anche da un punto di vista demografico. Si passa da poco più di 2000 persone a oltre 4000 residenti. Poi cade dentro il chilo assieme. Stanno controllando la profondità di semina, la distanza tra seme e seme. Questi semi per ettaro, distribuzione per ettaro in partita del seme. Questo, la distanza, sono in 14 cm, la velocità della seminatrice, gli ettari parziali, cioè quelli giornalieri, e gli ettari totali della campagna.
La barbabietola da zucchero entra nell'avvicendamento culturale italiano già da 80-100 anni. È importantissima, si alterna con le altre culture dell'avvicendamento quali il mais, il grano, la soia, il girasole. Allo stato attuale la barbabietola è quella che dà maggior reddito delle culture estensive ai nostri agricoltori, soprattutto alla luce di quanto è successo durante questi ultimi anni con il pomodoro, con il mais e le micotossine e con il grano e la riforma della PAC. È quindi essenziale per il nostro agricoltore mantenere la barbabietola nel suo ordinamento culturale. Ricordiamoci che l'avvicendamento generalmente si considera da una coltivazione della barbabietola all'altra, perché è proprio con la barbabietola da zucchero che si fanno le lavorazioni del terreno più profondo, che permettono quindi una maggior incorporazione anche dell'acqua a quello che è il terreno stesso. Non solo, la barbabietola da zucchero rimane uno dei pochi dicotiledoni che entrano nella rotazione e quindi i deserbi, sia meccanici che chimici, possono aiutare il controllo delle altre graminacee che sono comunque infestanti anche delle altre culture che vanno in rotazione. Questo è un carrello elevatore che ha una capacità di sollevamento di 40 tonnellate, prende i container carichi che arrivano dalla campagna e li solleva e li trasferisce sui carri ferroviari che sono in partenza per lo zuccherificio di Pontelongo. All'Interporto di Cervignano carichiamo 3 convogli al giorno, sono convogli da 11.000 tonnellate a ciascuno, trasportano 40 contenitori all'uno. Il trasporto su ferrovia incide sul 60% della consegna giornaliera che parte per lo zuccherificio di Pontelongo. L'altro 40% viene trasferito su gomma con i normali autotreni.
Le fettucce vengono scottate, poi passano in questi diffusori dove vengono estratte le parti zuccherine con acqua calda in controcorrente. d'umidità. Poi passa un essiccatore dove viene portato a 30 gradi e a 0,03 di umidità. E depositato sulla catena di trasferimento. E ne esce il pacchetto chiuso. Lo zucchero nell'alimentazione dell'uomo ha dei ruoli estremamente importanti.
tessuto nervoso è l'unico tessuto che funziona soltanto a zuccheri. Quindi il saccarosio, insieme ad altri zuccheri, vedi il lattosio, il maltosio e poi gli zuccheri semplici, eccetera, rappresentano i substrati fondamentali per il funzionamento di questo importante tessuto. Il saccarosio è un alimento che può essere consumato tranquillamente da un individuo sano a qualsiasi età, salvo il periodo dell'allattamento. Infatti il bambino è un individuo che la natura lo ha attrezzato con il patrimonio enzimatico in grado di digerire lo zucchero del latte, il lattosio. Molti sacrificano lo zucchero nel timore che lo zucchero possa ingrassare. Questo non è vero, perché l'uso che noi abitualmente ne facciamo è dell'ordine di pochi grammi. Un cucchiaino, 2 cucchiaini massimo, rappresentano 10 grammi di zucchero, meno di 40 calorie. Molti si chiedono se sia migliore lo zucchero di canna o lo zucchero di barbabietolo, per intenderci lo zucchero bruno o lo zucchero bianco raffinato di barbabietolo. Da un punto di vista nutrizionale lo zucchero di canna non ha nessun valore nutritivo superiore a quello del saccarosio. Al massimo contiene un pochino più di fibra, un pochino più di melassa, senza nessun significato nutrizionale. Proprio accanto alla casa comunale nel paese dello zucchero, un luogo speciale dove la dolcezza si può gustare in tutte le più tradizionali e originali applicazioni è il ristorante Trieste gestito dalla famiglia Siviero. In cucina troviamo la signora Dilva e il nipote Pier Giorgio, diplomato alla scuola alberghiera e oggi di ritorno a Pontelongo dopo importanti esperienze di cucina francese e internazionale. Ecco, questo che cos'è? Pane al latte. Che viene zuccherato. Sì, per cogliere. Abbiamo cercato. È una specie di merendina. Ah, è la merendina. È la merendina classica. Siamo giunti a metà cottura, cioè a 10 minuti del nostro pane zuccherato. Pane con lo zucchero per i più piccoli e un dolce povero della tradizione più antica per tutti, i pevarini. Chi va a lavorare in zuccherificio ogni anno porta a casa la bottiglia di questa melassa che viene unita a un po' di farina, a un po' di burro, a un po' di sale e viene amalgamata con degli anacardi, delle arachidi e viene tagliata a losanghe e cotta. Adesso che lo zucchero è sciolto e ha raggiunto una giusta densità, andiamo ad aromatizzarlo con questi fiori di pepe di Sichuan, che è una regione del sud della Cina. Passate le 24 ore andremo a bagnare i pevarini, quindi andiamo a dare un tocco nobile a un biscotto che di nobile non ha niente. Abbiamo ricalcato in pasticceria un po' le gerarchie dello zucchero. Allora si parte dallo zucchero a velo, che è il fiore, la parte dello zucchero più pregiata, nobile, più pregiata, sì. Infatti è la prima, passando alla granella nei biscotti, poi allo zucchero semolato che abbiamo utilizzato per lo strudel e per i nostri caramelli, fino ad arrivare al più povero ma non meno gustoso, certo. E secondo noi anche non meno nobile, melasso. I zaletti sono dei biscotti sempre della tradizione veneziana. Si usa il mais giallo e la farina normale, legati da dell'uvetta bagnata nella grappa nostrana, viene impastato e fatto dei biscottini che poi vengono cipriati con dello zucchero a velo. Il nostro pane e zucchero, da fare invidia alle merendine più moderne. Dal video che avete appena visto si può facilmente comprendere quanto importante sia per Pontelongo una presenza di uno stabilimento come questo, non solo per il paese ma anche per un territorio molto più vasto. La scommessa che come ente locale stiamo facendo è quella di valorizzare e salvaguardare questa presenza, favorendo la convivenza di un'industria di questo tipo
con un paese situato a ridosso dello stabilimento. Un segnale concreto si è avuto con la realizzazione di uno scalo ferroviario che permette già dal 2004 di far arrivare via rotaia circa il 30% delle barbabietole destinate allo stabilimento di Pontelongo. Uno sforzo organizzativo e finanziario che va nella direzione di garantire quella compatibilità ambientale in grado di produrre un minore inquinamento ambientale e una miglior sicurezza sulle strade. In una parola, una migliore qualità della vita. Ma non basta. Abbiamo voluto che lo zucchero diventasse anche l'occasione per un momento di aggregazione tra le persone. Così è stata ideata e promossa la Festa della Dolcezza, una festa che si svolge la prima domenica di dicembre e che si caratterizza per la presenza di operatori, artigiani, artisti e collezionisti che utilizzano lo zucchero come materia prima della loro attività. Come vedete, si è partiti dalla valorizzazione di una realtà apparentemente staccata dal paese per metterla al centro di un progetto ambizioso. Recuperiamo la sua storia, caratterizziamo il presente e tracciamo insieme le tappe per un futuro migliore. È un augurio, ma è anche un preciso impegno per tutti noi.